nel prossimo appuntamento con l'informazione. Messaggio elettorale a pagamento, committente Enrico Bacchetti. Partecipazione, cultura, ambiente, giovani e sociale. Da qui deve partire la Belluno di domani. Una Belluno che deve tornare ad ascoltare i suoi cittadini e le sue cittadine. Una città che si riappropri del suo ruolo di capoluogo. Una casa per tutti. Lo sviluppo sociale ed economico della nostra città passa attraverso la cultura. Una cultura che promuova le ricchezze di tutto il territorio provinciale. Confronto e dialogo sono la base sulle quali ricostruire la nostra comunità. Riorganizzare gli uffici comunali sarà fondamentale per garantire servizi a cittadini e imprese. Sono Lucia Olivotto, candidata alle elezioni comunali di Belluno del 12 giugno, per una Belluno che ritorni a pensare in grande. Messaggio elettorale a pagamento, committente Enrico Bacchetti. Messaggio elettorale autogestito a pagamento, committente responsabile Oscar De Pellegrini, mandatario elettorale Luca Dalle Mule. Sono Oscar De Pellegrin, candidato sindaco per il comune di Belluno. Mi metto totalmente a disposizione per portare un cambiamento oggi necessario alla nostra città. Scegli la mia squadra, concreta, competente, capace di lavorare in sinergia con determinazione. Caratteri diversi, obiettivo comune. Messaggio elettorale autogestito a pagamento, committente responsabile Oscar De Pellegrini, mandatario elettorale Luca Dalle Mule. Cerchi il meglio per riscaldare la tua casa? Un'azienda con una lunga esperienza che può seguirti in ogni tua esigenza, dalla progettazione all'assistenza tecnica? La risposta è Stufe e Arredo. Nel nostro showroom trovate stufe ad accumulo, termocucine, stufe e caminetti a pellet, caminetti e stufe tradizionali, ottime cucine a legna e le stufe in pietra ollare. Le migliori marche, ottimi prezzi, ma soprattutto affidabilità e serietà. Stufe e Arredo, in Viale Cadore 44B, Ponte nelle Alpi. Telefono 0437 98 15 35. Emporio del Mobile. Dal 1992 progettiamo e creiamo, con le sapienti mani dei nostri esperti artigiani, favolosi arredamenti su misura in legno massiccio in diversi stili, legni e tinte. Fissa un appuntamento allo 0437 098 150 oppure viene a trovarci nel nostro punto vendita di Belluno in via Vittorio Veneto 262. Emporio del Mobile. Dal 1992 la qualità da noi costa meno. Calore intelligente. Risparmio con la tecnologia di combustione del legno. Calore naturale. Grazie all'energia rinnovabile. Calor Casa. Scopri l'intera gamma online delle stufe a legna, pellet e ibride dei migliori marchi. Oppure vieni nel nostro showroom per una esperta consulenza e scopri le agevolazioni e gli incentivi fiscali. In via Feltre 35 a Santa Giustina e su calorcasa.it. Se la moglie t'ha lasciato, è un peccato. Ma tu rimani sintonizzato. Radio Più 97 800 MHz. Ora esatta, Radio Più. Sono le 8:04. Un saluto dalla redazione. Un 35enne sardo che da anni lavorava come cameriere in Spagna nelle isole balneari è morto dopo essere stato investito da un'auto della polizia a Palma di Mallorca. L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nella zona della Passeig Sagrera, quando l'auto delle forze dell'ordine ha investito 3 passanti. Il giovane aveva appena finito il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo dell'incidente e stava passeggiando con altri 2 colleghi stranieri. Dopo 2 anni di stop causa Covid è tornata la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica con la consueta cerimonia all'altare della patria con il capo dello Stato Sergio Mattarella che ha deposto una corona d'alloro, presenti anche i rappresentanti della sanità in testa ai sindaci sotto lo slogan "Insieme a difesa della pace". Festeggiarlo senza mascherina è stato ancora più bello, così l'ex commissario Francesco Paolo Figliuolo. Come no, è stato un bel omaggio, un bel segnale, è molto importante aver visto sfilare tutta la componente oltre ai militari civili, perché una nazione democratica ha una grande integrazione fra le istituzioni civili e le sue forze armate, quindi questa è la cosa più bella. E poi
poterlo fare senza mascherina è ancora più bello. La pace si costruisce con tutti e con il tempo, e questo i ragazzi lo sanno. Sono state queste le parole del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi a margine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma. Loro è da tanto tempo che lavorano nelle nostre scuole, stiamo lavorando su questo 2 giugno e sanno che vi è un principio fondamentale, che è la pace si costruisce con tutti e nel tempo. Sono sfilate anche le bandiere di tanti paesi con cui noi siamo aderenti e delle nostre alleanze. L'ha detto benissimo il Presidente del Repubblica più di una volta. Questo è un paese in cui tutti gli uomini e le donne dello Stato lavorano per la pace. Andiamo a Londra, affacciata dal balcone di Buckingham Palace come da tradizione, con lo sguardo proiettato su una marea umana di sudditi in tripudio. Così Elisabetta II ha ricevuto l'ennesima ovazione di un regno da record a chiusura dell'evento, che ha inaugurato le celebrazioni pubbliche del suo giubileo di platino sul trono, traguardo mai raggiunto da alcun sovrano nella storia plurisecolare della monarchia britannica. Giovedì pomeriggio però la regina ha accusato un leggero malessere che le impedirà di partecipare alle iniziative in programma oggi. Calcio, 6 titolari azzurri e altri 3 giocatori tornano a casa dopo la partita contro l'Argentina. A Londra lasciano il ritiro della nazionale a Coverciano Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti. In partenza anche Lazzari, Sirigu e Zaccagni. Per gli azzurri rimasti, rientrati a Firenze, allenamento ieri nel pomeriggio in vista della partita di Nations League contro la Germania sabato a Bologna. Ed è tutto, restate con noi. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno da via Paris Bordone a Taibona Gordino, ben ritrovati per l'appuntamento con l'informazione, la rassegna della stampa quotidiana. Si apre con la prima pagina del Corriere delle Alpi, 5 milioni di euro per trovare nuovi medici. Nel piano per il fabbisogno di personale l'ULSS 1 prevede una somma per risolvere l'emergenza. Spese raddoppiate per le prestazioni aggiuntive, possibili altre convenzioni. Se ne parla ampiamente in 15ª pagina. Emergenza personale dunque, la Regione stanzierà 174.000 euro per il fabbisogno di personale dell'ULSS 1 Dolomiti, 5 milioni in più rispetto al 2021, quando i soldi erogati erano stati 169 milioni, una somma necessaria per assumere nuovi medici e infermieri a garanzia dei servizi essenziali. L'azienda sanitaria ha richiesto a Palazzo Balbi anche l'incremento della somma per pagare le prestazioni aggiuntive del personale. La cifra fino al 2019 era di poco superiore ai 900.000 euro, ma nel 2020 è salita a oltre 1 milione d'euro, ne servirebbero almeno 2 di milioni, dicono dall'azienda, sottolineando che qualora non si recuperino i medici, i fondi dovranno essere incrementati ancora di più per il 22, 23, 24. Nelle settimane scorse, l'ULSS 1 Dolomiti ha presentato il nuovo piano del fabbisogno per il triennio 22-24, un piano che risente del perdurare della pandemia e della necessità da parte dell'azienda di aumentare il personale per portare a termine la normale attività sanitaria. Malgrado questo, la direzione strategica ha voluto considerare nel suo piano triennale le esigenze normali dell'attività, quindi il piano rischia di essere sottostimato. Cosa pare? L'ULSS è costretta ad acquisire prestazioni aggiuntive dal personale dipendente, stipulare convenzioni con altre aziende sanitarie per effettuare consulenza, siglare contratti di lavoro autonomo. Il nostro obiettivo principale è assumere il personale mancante, medici, infermieri. Per questo confidiamo nei concorsi avviati da Azienda Zero, che serviranno a garantire i servizi ma anche a contenere i tempi. Nel 2021 in ULSS lavoravano 3.455 persone, 495 medici, il resto personale del comparto, con la predominanza di infermieri. Per quest'anno invece il fabbisogno di personale
dovrebbe salire a 3.551 dipendenti. Servono 30 medici per l'emergenza, sul territorio un'impresa davvero riuscire a trovarli. Questa dunque è l'apertura di oggi del Corriere delle Alpi. Per quanto riguarda il Gazzettino e i ladini, noi ladini del Veneto discriminati. Il report sulla realtà nella minoranza linguistica delle alte valli bellunesi dimostra come i ladini della provincia possano contare su finanziamenti minimi. 43.000 euro che sono addirittura 100 volte inferiori a quelli dei cugini del Trentino Alto Adige, della Val Badia e Val di Fassa e anche del vicino Friuli. Il dossier è stato redatto dal sociologo Diego Cason. A termine di una lunga ricerca verrà portato il 9 giugno a Strasburgo dalla delegazione bellunese. Sarà consegnato all'intergruppo parlamentare europeo per le minoranze linguistiche con lo scopo di chiedere più attenzione per i ladini bellunesi. A Cortina tutti i candidati sono favorevoli all'assessorato. Il mantenimento dell'assessorato comunale alla cultura e identità ladine è una richiesta esplicita ai candidati sindaco dell'Unione dei Ladins d'Ampezzo. Tutti e 4 i candidati alla carica di primo cittadino sono favorevoli. Un altro titolo fa riferimento al referendum. Dopo 15 anni, lettera morta. Nel 2007 i cittadini di Colle Santa Lucia, Cortina Livinallongo, furono chiamati ad esprimersi in un referendum sulla riunificazione ai ladini delle province autonome di Trento e Bolzano. L'80% disse sì, però è rimasta lettera morta. Pare che invece in Alto Adige, in Trentino, quella di Colle Santa Lucia che si avvicini al Trentino sia stata presa come una cosa seria, tant'è che ieri è comparsa la pubblicità di una nota marca di formaggi con una bellissima foto di Passo Giao in Trentino Alto Adige. Ne dà notizia il nostro sito internet. Passi bloccati, tutti in coda verso i rifugi, titolo del Corriere del Veneto. Sulle Dolomiti arrivano gli americani. Ieri mattina il traffico dei weekend estivi per Cortina Dobbiaco, Ran, previsto il pianone, code in direzione dei principali passi, serpentone di auto che attendono di raggiungere i rifugi e turisti che proseguono a piedi lungo stretti sentieri per godere delle bellezze della montagna. Si riconferma Metambita per il primo lungo ponte che fa da prova generale per la estate. Una stagione che si preannuncia estremamente positiva, vede dopo 2 anni di restrizioni il ritorno della clientela estera, anche quella oltreoceano. A valle, gli hotel aperti hanno riscontrato questo weekend ci sarà la Cortina Dobbiacola, prima di una serie gare di corsa in montagna che fanno nel mese di giugno, il mese dello sport. È l'appuntamento del fine settimana con la corsa. Da metà giugno, ha fatto sapere Elio Zardini, presidente dell'associazione, l'80% degli hotel della valle sarà aperto in occasione dell'Ultra Trail dal 22 giugno, anche il restante. E a proposito di turisti e montagna, non sono mancati gli infortuni. Cortina. Ieri l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato inviato dalla centrale del 118 sul lago del Sorapis, dove un escursionista che stava camminando sul sentiero che lo costeggia si è fatta male a un ginocchio e non era più in grado di proseguire. Atterrati nella piazzola del rifugio Vandelli, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto a piedi GS, 54 anni, di San Tommaso Gordino. A una cinquantina di metri di distanza le hanno stabilizzato la gamba e poi riaccompagnata all'eliambulanza. La donna è stata quindi trasportata all'ospedale di Cortina. Sospirolo. Sempre ieri, verso le 12:20, l'elicottero del SUEM è stato dirottato a Sospirolo in Valle del Mis per un 14enne di Montebelluna, Treviso, che era caduto in una piccola pozza dei Cadini del Brenton. Il ragazzo, che si trovava con i genitori quando era scivolato finendo nell'acqua, era stato subito raggiunto dal papà e portato a riva. Calati con un vericello di 33 metri sulla verticale, medico e tecnico di elisoccorso hanno proceduto con le prime cure del giovane escursionista, che era cosciente e seduto a seguito di un taglio sulla testa e un possibile trauma. La Valle Agordina. Passate le 10 di ieri, la centrale del SUEM è stata allertata da una coppia di alpinisti per un infortunio. I due, al primo tiro della via Penasa-Lise
alla Pala del Belia sulla Moiazza, data la presenza di numerose cordate sopra di loro, avevano deciso di calarsi, ma arrivati alla base, un sasso era caduto dall'alto, colpendo alla testa la ragazza LS, 24 anni, di Livinallongo del Col di Lana. Lentamente la coppia ha iniziato a scendere autonomamente per fermarsi in un luogo all'ombra, nella vicinanza delle malghe del Duran, dove, risalendo, li ha incrociati una squadra del soccorso alpino di Agordo, sopraggiunta con il fuoristrada. La giovane è stata quindi trasportata all'ospedale di Agordo per le cure del caso. Corriere delle Alpi al Pago, un uomo di 29 anni ieri pomeriggio lungo la 422 Esperto Osteria ha perso il controllo della propria motocicletta mentre scendeva dal Cansiglio con 3 amici. Il padovano FB, trasportato con l'elicottero al pronto soccorso del San Martino con politrauma e forti dolori al torace. La prognosi non è preoccupante, sul posto anche i carabinieri della stazione di Alpago. Sono giorni di dolore, sono giorni tristi per tutto l'Alpago. Redazione. 2 comunità in lutto, pronte all'estremo saluto ad altrettanti amici morti a poche ore di distanza nel loro mondo in montagna. Gianluca Barattin e Severino Pierobon Cepe sono morti in 2 incidenti simili. Barattin, 49 anni, di Chies d'Alpago, è mancato nella notte tra martedì e mercoledì sotto Piana Formosa, precipitando da una pianta sulla quale si era appostato per la caccia al cinghiale. Piero Bon, 73 anni, di Ponte nelle Alpi, è precipitato da una parete rocciosa nei dintorni di casa Soccher. Oggi alle 16 a Chiesi, funerali di Gianluca Barattin. Lascia i genitori Vincenzina e Valerio. Eventuali offerte verranno devolute alla chiesa di San Martino. Lunedì alle 15 funerali di Severino Piero Bon. La moglie Vanita e i familiari hanno voluto onorare il ricordo con un gesto di generosità, invitando a donare offerte a sostegno del soccorso alpino, ringraziando i soccorritori, ma anche i tanti amici e paesani che hanno dato una mano e sono stati loro vicini durante le convulse ore di mercoledì in cui si è cercato Severino, che non aveva fatto rientro a casa. Poca pioggia anche a maggio, in estate razionamenti idrici, la preoccupazione di Camillo De Pellegrin, presidente del Consiglio di Bacino. GSP ha sollecitato un'ordinanza antisprechi per il Peltrino occidentale. Poca acqua, anzi pochissima, lo confermano gli ultimi dati dell'ARPAB. I nevai si sono tutti sciolti, gli ultimi 70 centimetri di neve sul ghiaccio della Marmolada si stanno esaurendo. Le conseguenze sono: le sorgenti non si stanno spegnendo, ma buttano assai di meno. Ecco perché GSP sollecita nei giorni scorsi i comuni di Lamon, Sovramonte, Fonzaso e Arsè ad emanare un'ordinanza per invitare i concittadini ad un utilizzo più parsimonioso dell'acqua, in considerazione, si spiega, di un abbassamento delle sorgenti e dell'accumulo dei serbatoi comunali. È sempre inquinata l'acqua nell'Agordino, sono 2 le emergenze idriche, ormai dal 30 maggio a Livinallongo del Col di Lana, con Laz, a Cencenighe qualche giorno dopo, in località Foc. Ribadiamo, quando c'è stata l'emergenza a Ponte nelle Alpi e Seren, in 3 giorni si è ritornati alla normalità. Qui si pronunciano ancora una volta tempi lunghi, ci si chiede davvero il perché di queste differenze. E intanto è in arrivo il maltempo. Venezia. È atteso per domani un peggioramento delle condizioni del tempo sul Veneto. Alla luce delle previsioni meteo, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione allerta gialla per criticità idrogeologica riferita allo scenario di temporali forti, valevole dalle 12 di oggi alla mezzanotte di domani. Le previsioni indicano la possibilità di rovesci su Dolomiti e Prealpi e per oggi, dalla tarda mattinata, della probabilità di rovesci e temporali sparsi, specie sulle Dolomiti, con rischio più basso sulle Prealpi. Non si escludono fenomeni localmente intensi e grandinigeni. Allarme dunque anche per quanto riguarda la meteorologia. Cambiamo argomento e parliamo del mega tricolore che è comparso ieri sul palazzo della prefettura. Era il giorno della festa dell'Italia, era il giorno del compleanno della nostra Repubblica. Il mega tricolore celebra il compleanno dell'Italia tra emozioni e solidarietà. Cerimonia molto partecipata in centro per il 76esimo anniversario della Repubblica. Buon compleanno Italia repubblicana, anche da Belluno nel 76esimo. Sarebbe stato bello ed emozionante avere tra gli invitati gli amici dell'Ucraina
perché anche sulla invasione da parte della Federazione Russa che si è soffermato il prefetto Mariano Savastano, in nome degli ideali di pace, civiltà e convivenza tra i popoli. Cerimonia sobria, senza tanti discorsi ripieni di retorica, molto partecipata dai bellunesi. È cominciata in Piazza della Vittoria, è finita in Piazza del Duomo con la tappa intermedia importante dell'alzabandiera. Tra l'altro vi ricordo sono state consegnate le onoreficenze al Palazzo della Prefettura, 11 maestri del lavoro, 2 medaglie d'onore. E allora ricordiamo innanzitutto gli ufficiali Francesco Rastrelli dei Carabinieri, Ennio Soccal, Sport e Volontariato. Poi Gina Bortot, presidente della BVS. Le stelle al merito a Francesco Lagrua, commercialista, a Carmela Mezzacapo, insegnante, Mauro Carlin, Cadore Asfalti, Anna Rosa Balmassoi della Fedon, Daniele Fantinel della Sici, Giovanni Biel della Cipa, Claudia Daldon, Luxottica, Livio Denardin, Luxottica, Arcangelo Mottes, Luxottica, Daniela Lamberti De Rigo, Cristina Sponga De Rigo, Mirko Naldo Cuprum, Flavio Soccal, Mitsubishi, Angelo Vallata e Giuliano Pauletti sono stati ricordati, sono entrambi deceduti. Il sindaco di Sospirolo Mario De Bon ha consegnato la medaglia d'onore ad Angelo Vallata, internato dal settembre 44 all'agosto del 45, ha ricevuto il premio Elia Ongaro. Il sindaco di Feltre Paolo Perenzin ha consegnato la medaglia d'onore ad Andrea Pauletti in ricordo del papà Giuliano, internato a Bolzano da ottobre a dicembre, sempre dell'anno 1944. Dal sito internet allarme in Val Zoldana e anche ad Agordo. Agordo. Ritorna anche ad Agordo l'allarme della penace di Mantegassa, una pianta che provoca gravi ustioni a chi viene in contatto con foglie e fiori. In questo caso siamo al parcheggio di Veran Fayon. Il consiglio è di prestare attenzione a chi parcheggia in zona o chi sfalcia l'erba in questo periodo. Sulla panace di Mantegazza c'è uno speciale sul sito internet radiopiù.net con tutti i particolari. Centropagina del Corriere delle Alpi, 2 titoli: economia, materie prime e Cina in frenata. Le occhialerie fanno il ponte, non è ancora sboom, ma la maggioranza parte dalle imprese e fa il ponte. Un anno fa il pressing era tale che non ci si pensava nemmeno. Altro titolo invece per quanto riguarda il taglio basso del giornale, le nostre storie dall'Agordino. Oggi la storia che racconta il Corriere delle Alpi con Gianni Santomaso fa riferimento al mondo del volontariato e alle sagre paesane al via. Da Feder a Rivamonte con Sant'Antonio sono i primi appuntamenti. Gianni Santomaso. Dopo 2 anni di pandemia, la sagra di Feder punta a ripartire, ma servono rinforzi. L'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha portato solo a delle conseguenze immediate nella vita e nelle abitudini delle persone. La sensazione è che l'isolamento forzato e l'assenza prima e la riduzione poi delle relazioni dal vivo abbiano lasciato dei postumi. A pagarne le spese potrebbero essere in particolare le realtà periferiche, le piccole frazioni, dove i momenti di aggregazione dati dalle feste e dalle sagre erano e sarebbero vitali. Ma anche nel capoluogo di Vallata le cose non vanno meglio. A Feder, una delle frazioni alte del comune di Canale d'Agordo, il gruppo Crodaioli dell'Auta ha promosso per questa sera alle 20, nella sede della latteria locale, una riunione aperta a tutti per discutere dell'organizzazione della sagra paesana per il 16 e 17 luglio. Dopo 2 anni di sospensione, spiega Marco Scardanzan, coordinatore dei Crodaioli dell'Auta, è emerso il desiderio da parte del gruppo di riprendere in mano l'organizzazione di questo evento storico. La volontà di portare avanti questo momento di preghiera, festa e aggregazione in occasione della festa del Redentore si è però scontrata con alcune difficoltà, dovute soprattutto al fatto che il gruppo è composto da anni dalle stesse persone che, pur avendo l'entusiasmo, non hanno più le energie per svolgere un compito così impegnativo. Da qui la necessità di cercare di stimolare anche altra gente a dare una mano. L'intento della riunione, continua Scarlanzan, è quello di formare un gruppo di persone che sentano il desiderio di portare avanti questa tradizione che ormai resiste in pochi casi come festa di frazione. C'è bisogno di qualunque persona, se la senta, di imparare anche solo uno dei tanti compiti necessari per la riuscita della festa,
montare e smontare la struttura, preparare e servire le portate, organizzare i giochi per i bambini, organizzare la messa e la processione, eccetera. Per questo confidiamo in una numerosa partecipazione, consapevoli che solo con la collaborazione di tutti, dai più piccoli ai meno giovani, si possa riuscire a ricominciare e a ripartire con entusiasmo. Hanno provato a farlo anche i volontari della Proloco di Rivamonte che il 10, 11, 12 e 13 giugno riproporranno, anche loro dopo 2 anni di stop, la sagra di Sant'Antonio. Pure in questo caso però ci sono state difficoltà nel reclutare le persone per lo svolgimento delle varie mansioni che una festa richiede. Lo conferma il presidente Giacomo Bressan. Noi abbiamo abbastanza adesione, dice, ma abbiamo avuto un problema con le persone più anziane che hanno paura di contrarre il Covid pensando alla tanta gente che potrà esserci. Abbiamo anche un problema nella fascia di età dai 14 ai 22 anni. Potremmo infatti contare solo su un quarto, un quinto di quelli che ci sono in paese. Per fortuna abbiamo lo zoccolo duro dai 25 ai 30 anni in su, che già oggi sarà a disposizione per montare il tendone. Anche il presidente di Adagordo Proloco, Daniele Galligani, esprime tutta la sua preoccupazione. Per la 4 passi in Doi di domenica si è riusciti a fare quasi in extremis. Una settimana fa, dice Galligani, avrei dovuto dire che per la 4 passi in Doi non eravamo messi bene. Poi negli ultimi giorni abbiamo contattato le persone una a una. Il problema non si è presentato per la pulizia dei sentieri su cui si snoda la corsa, ma per trovare chi sta in cucina. Domenica dovremmo garantire solo il servizio a pranzo, ma a San Piero le cose si faranno più complicate. L'anno scorso, continua Galligani, nonostante avessimo organizzato una sagra ridotta, abbiamo avuto grosse difficoltà e ci sono state persone che si sono sobbarcate turni molto lunghi. Quest'anno non so come faremo, ma la vedo dura. Per Galligani il problema è dato dall'assenza dei ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Lo stop di questi 2 anni, dice, ha generato nei giovani di questa fascia d'età il pensiero che si possa anche far altro. Quando li contatti, uno deve andare al mare, uno da un'altra parte. Così gira e rigira. Sono sempre le stesse persone a garantire la presenza. Ma quando queste si stuferanno? Per Radio Più, Gianni Santomaso. Corriere del Veneto, cantieri stradali, mancano investimenti, la viabilità per il bellunese è da sempre croce e delizia, più la prima a dire il vero. La preoccupazione è prepotentemente tornata a galla nei giorni scorsi, durante l'approvazione da parte del Consiglio provinciale del rendiconto 2021. Tra tutte le voci di bilancio, quella della viabilità è la più pesante. Palazzo Piloni paga 11 milioni all'anno a Veneto Strade per la gestione delle strade. Se poi mettiamo in conto che una delle poche voci di entrata per la provincia, Reci Auto, ha segnato nel 2021 un calo di 1 milione d'euro, la frittata è fatta. Gazzettino, pendolari in treno, un'altra estate di disagi e ritardi. Dal 12 lavori per l'elettrificazione, altre chiusure tra Belluno e Feltre. Scatta domenica una ulteriore fase di chiusure per consentire l'esecuzione degli interventi necessari all'elettrificazione della linea Treviso-Montebelluna-Belluno. Disagi per i pendolari dunque dal 12 di giugno, con lo stop ai treni sulla tratta Feltre-Belluno, dureranno fino a settembre, ossia quando riapriranno le scuole. In questi mesi è stata chiusa la tratta Montebelluna-Feltre, dove le ditte incaricate da RFI hanno lavorato su più fronti per l'elettrificazione. Vigili del fuoco, 100 anni di soccorsi, la festa a Canale d'Agordo e altro titolo nel taglio basso del giornale sulla terza asta a vuoto a Feltre. Villa Bellati torna all'asta con un prezzo stracciato poco più di 250.000 euro. Quarto tentativo, quello di vendita, siamo scesi a un quinto del valore di stima iniziale, 1,3 milioni d'euro per la splendida villa del Settecento che si trova nella frazione di Vignui, alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Questa potrebbe essere la volta buona. Da quanto si apprende, in quest'ultimo periodo alcune società di privati hanno chiesto informazioni. Si tratta di interessamenti giunti da fuori provincia, Treviso, Venezia, Pordenone, alcuni anche abbastanza insistenti e con le idee ben chiare. Da 1,3 milioni dunque a 250.000 euro. Val di Zoldo, eredità milionaria, il comune in dubbio non sa se vendere gli immobili di Casal. Donato Casal, benefattore della Val di Zoldo, rivivrà nel festival che aveva fortemente voluto, confermato anche quest'anno, l'organizzazione del ciclo di concerti, arte e musica tra Pelmo e Civetta. Intanto
Il Comune dispone una serie di perizie, di consulenze sugli immobili ereditati per vedere se procedere alla vendita. Roberto Bona. Belluno. Lutto nel mondo dello sport bellunese. Un altro pezzo importante del calcio nostrano se n'è andato. È mancato Girolamo Bertoldin, per tutti i Beppi, classe 1934, uno dei più longevi e migliori prodotti del movimento calcistico provinciale negli anni 50 e 60. Mediano del Belluno in una lunghissima stagione protrattasi dal 1952 al 1968. In seguito, Bertoldin era divenuto validissimo ed apprezzato istruttore di giovani talenti, ruolo che aveva ricoperto con bravura nelle file giallorosse del Cavarzano Oltrardo. Dopo aver iniziato a tirare calci al pallone nella squadretta dei birichini Don Bosco di Borgo Pra, compagno di squadra di quel Mario Barluzzi che sarebbe approdato al Milan, meritandosi l'appellativo di Leone di Rio nello spareggio con il Santos di Pelé per la Coppa Intercontinentale 1963, Girolamo Bertoldin venne portato al Belluno da Enrico Colombari. L'ex mediano della nazionale lo fece debuttare in prima squadra nel campionato di quarta serie 1952 contro il Saici Torviscosa. La stagione seguente Bertoldin venne promosso titolare dei gialloblu e fu convocato nella rappresentativa di categoria. Approdò quindi alla Nissena, formazione di Caltanissetta, militante in quarta serie ed allenata dal pirotecnico Oronzo Pugliese, il mago di Turi. Dopo una ventina di presenze da titolare nelle file dei siciliani, la nostalgia lo riportò a Belluno. Con i gialloblu fu protagonista della promozione in quarta serie d'eccellenza nel 1957 e di quella in Serie D nel 1967, anno in cui i gialloblu conquistarono anche il titolo regionale di prima categoria. Con l'11 del capoluogo, Bertoldin disputò 15 stagioni, l'ultima in Serie D nel 1967-68, collezionando oltre 320 presenze. Un commosso abbraccio ai familiari di questo grandissimo personaggio del nostro calcio. Da Belluno per Radio Più, Roberto Bona. È tutto, grazie per il cortese ascolto, alle 9.30 al GR Mattina. A dopo. Abbiamo ricaricato le batterie e ora siamo pieni di energia.